Il sindaco Roberto De Donatis ritira le dimissioni e torna al governo della città di Sora. L'annuncio è stato fatto dal primo cittadino in conferenza stampa nella sala consiliare del Palazzo Municipale Sorano. La crisi si era aperta lo scorso 19 marzo, quando durante il Consiglio Comunale era mancato il numero legale ed il primo cittadino annunciò le dimissioni, protocollate qualche giorno dopo. A distanza di una decina di giorni e dopo l'avvio di una consultazione di tutti i gruppi del Consiglio Comunale, intrapresa dal Presidente del Consiglio Antonio Lecce, che è ancora in atto, il sindaco ha annunciato di ritirare le dimissioni e di affrontare tutti i problemi in aula. Ho semplicemente registrato la disponibilità al dialogo, che già è importante all'interno della maggioranza, perché ho sempre pensato di risolvere ogni problema nel perimetro della mia maggioranza senza avere stampelle, perché i cittadini hanno votato un programma, hanno votato una squadra. Certo, la squadra poi viene messa spesso a dura prova, non lo nego, perché sarebbe come nascondersi dietro un dito, le motivazioni delle mie dimissioni sono state serie, ho preferito farlo in un momento che anticipava un Consiglio Comunale invece che è fondamentale per la città, che è quello del bilancio di previsione, quindi ho ritenuto opportuno aprire una seria riflessione in una fase che mi potesse permettere di trovare soluzioni che rispecchiavano una sintesi tra le dialettiche che esistono in tutte le maggioranze. Registro anche che ormai in città esiste una fibrillazione dovuta all'imminente tornata elettorale, questo però va da sé che è un problema che non riguarda né il sindaco né gli importanti obiettivi che sono a vantaggio della comunità, perché viviamo un momento storico nel quale il bilancio di previsione e un sindaco e un'amministrazione in carica possono dare risposte in tempo reale a necessità che capitano tutti i giorni. Abbiamo visto anche nell'ultimo caso dell'ordinanza di Zingaretti, se noi sindaci che ci siamo sentiti non prendevamo una decisione, probabilmente si faceva un qualcosa che era contrario alla tutela della salute pubblica, perché martedì e mercoledì andare a scuola con numeri ancora da zona rossa non era il massimo. Sono però decisioni e responsabilità che la politica deve assumersi e lo deve fare a maggior ragione in un tempo difficile come questo. Durante l'incontro con gli operatori della comunicazione, il sindaco De Donatis ha voluto ribadire l'impegno profuso in questi anni per la città di Sora, ribadendo inoltre l'attività su tanti progetti, tra i quali la cittadella della scuola all'ex Tomassi, la scuola innovativa di Renzo Piano, i tanti fondi per la messa in sicurezza delle scuole cittadine, la rigenerazione urbana e tanti altri importanti progetti. Tengo a dire che le dimissioni sono per dare le risposte ai miei concittadini. Tra queste risposte ci sono anche importantissime opere di cui oggi ho accennato qualcosa per quanto riguarda la Tomassi e soprattutto l'aspetto decisivo legato alla scuola modello dell'architetto Piano, che finalmente il progetto è stato adottato dal ministro Bianchi, il ministro della pubblica istruzione. E questa è una notizia che ci riempie d'orgoglio, perché sappiamo che stiamo lavorando su un progetto importante non solo per la città di Sora, ma anche per il fatto che questo modello di scuola sarà un prototipo per l'edilizia scolastica del futuro, quindi a Sora verrà anche, voglio dire, non dico un turismo, ma ci sarà un interesse nazionale e anche, consentite di dire, internazionale, visto la caratura dell'architetto Piano e della sua indubbia qualità e ingegnosità, che anche in questa scuola si rivela in tutta la sua grandezza.